Poco meno di un mese fa, la presentazione della proposta di legge dello status di città balneare al G20 Spiagge di Jesolo. Ora i sindaci del litorale sono impegnati ad illustrare la proposta ad istituzioni politiche e categorie economiche. Nel testo sono raccolti i problemi comuni alle grandi località turistiche balneari e le loro possibili soluzioni. Tra i problemi principali il cosiddetto effetto fisarmonica, l'enorme crescita di popolazione durante il periodo turistico, verso il quale le amministrazioni locali hanno dotazioni organiche e finanziarie inadeguate, in quanto parametrate ai residenti stabili. Abbiamo coinvolto degli studi tecnici che hanno preparato tutti gli elaborati che servono per dare forma a questa idea e poi ovviamente sarà la politica che la porterà avanti creando una proposta di legge che potrebbe essere anche una legge delegata, cioè attraverso questi step poi sarà la politica ovviamente che porterà avanti il percorso. In veste di presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto e di coordinatrice del summit nazionale G20 Spiagge, la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, ha presentato la bozza del documento alla deputata Giorgia Andreuzza, vicepresidente della 10ª Commissione parlamentare Attività Produttive, Commercio e Turismo. Dovremo ragionare sull'iter da percorrere che deve coinvolgere le regioni, deve coinvolgere il governo perché bisogna ovviamente trovare una quadra in un disegno nazionale, però penso che questo possa servire soprattutto per far sì che le nostre località turistiche di mare, ma penso anche ai laghi, nel periodo di stagionalità riescano a rafforzare e a migliorare il servizio sia ai turisti che ai cittadini.